Un'azienda vitivinicola di Montebello Vicentino si vedrà restituire dalla Guardia di Finanza un carico di 11.000 bottiglie di Prosecco. Servirà a ristorare almeno un terzo del danno subito, visto che l'azienda aveva denunciato il furto di 30.000 bottiglie lo scorso dicembre. Qualora il vino fosse stato immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare quasi 100.000 euro. A scoprire la refurtiva gli uomini della compagnia di Foggia, che in un'operazione a tutela della correttezza del mercato e il rispetto della concorrenza leale stava controllando l'attività di una sala ricevimenti proprio alla vigilia di Natale. I finanzieri, notando l'assenza sospetta di un qualsiasi quantitativo di vino in un locale pubblico proprio in prossimità delle feste, scoprivano invece il prezioso carico stoccato in un'area demaniale adiacente al locale, sotto un portico e coperta da teli. Il responsabile della struttura ricettiva è stato immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili del furto.